Quarta corsa, condizionata per cavalli anziani di 5-6 anni. 1 Viper Pink Andrea Farolfi, 2 Uragano Paolo Leoni, 3 Utopico Griff Salvatore Mattera, 4 Vellaves Gianni Traghetta, 5 Ultimo Lord Antonio Greppi, 6 Vosotros Gianvito D'Ambrosio, in seconda fila 7 Vortice Leo Marco Stefani. Rinuncia alla partenza Vosotros. È veloce Utopico Griff al pari di Uvella Ves. Attacca l'allieva di Gianni Targhetta, cerca di rientrargli Utopico Griff, poi Viper Pink con all'esterno Ultimo Lord. Sulla curva rientra l'allievo di Salvatore Mattera e prende il comando su Vella Ves che si mette seconda. Poi Ultimo Lord prende la terza posizione davanti a Viper Pink, poi Vortice Leo, tutti in fila indiana, 15-1 i primi 200 metri con in vantaggio il Varenne di Salvatore Mattera. Utopico Griff che ora cerca di rallentare numero 2 Uragano squalificato. La squalifica per Uragano. Intanto arriviamo a 38 per i 400 metri. Intanto avanza Paolo Leoni, probabilmente non ha sentito la squalifica. Sempre secondo la corda è Uvella Ves davanti a Ultimo Lord, poi Viper Pink in quarta posizione, 600 metri in 47. Siamo al passaggio davanti numero 2 Uragano squalificato. Con il vantaggio sempre Utopico Griff che precede Uvella Vest, Ultimo Lord che accenna l'anticipo su Viper Pin, poi ci ripensa Antonio Greppi. 15,5 qui davanti alle tribune, viene fuori un primo giro in 1-2,5 con Utopico Griff sempre a condurre davanti a Uvella Vest, poi Ultimo Lord e Vosotros, mentre all'esterno Viper Ping avanza trascinandosi Vortice Leo. Curva in 15,8, viene fuori il primo chilometro in 1,18,3. Ora Viper Ping fa sul serio, Andrea Farolfi cerca di prendere già il comando a mezzo giro dalla conclusione, con un parziale interessante sulla retta di là, però è sempre pedinato da Vortice Leo che è minaccioso, 14,5, cede Utopico Griff, ora la destra libera anche Uvella Vez. Siamo a metà dell'ultima curva con Viper Pink che deve fronteggiare l'attacco portatogli da Vortice Leo e Marco Stefani. Siamo a 200 metri dalla conclusione, ultima curva passata in 14,8, retta d'arrivo, in vantaggio Viper Pink che insegue il successo da tanto tempo, ma Vortice Leo è nettamente più fresco e viene a vincere portando il doppio a Marco Stefani. Secondo posto per Viper Pink, al terzo probabilmente ancora Utopico Griff. 1,15,9 la media al chilometro, 29,2 a chiudere per il figlio di Gruccione Jet che è venuto a vincere con bello spunto ai 600 finali, ha preso la schiena di Viper Pink e poi l'ha battuta nettamente. Doppio di Marco Stefani, stavolta per l'azienda agricola di Mauro Leonardi, training da programma di Mirko Brevini. La quota veramente ottima per chi l'ha giocato di Vortice Leo, 22,02.